Buongiorno a tutti amici di mazzoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Questo video è dedicato a coloro che stanno muovendo i primi passi sulla scacchiera e che quindi si ritrovano spesso avversari che cercano di fare loro il matto del barbiere. Abbiamo già mostrato all'interno di questo canale YouTube come difendersi in modo corretto dal matto del barbiere, ma oggi voglio mostrarti un trucco che se il bianco ci casca voi vincete subito la partita contro un ipotetico matto del barbiere. Allora, noi siamo i neri, il nostro avversario vuole farci il matto del barbiere. Ricordiamoci, giusto per non dare nulla per scontato, che il matto del barbiere è donna H5 e se noi supponiamo che facciamo un po' di mosse inutili, alfiere C4, altra mossa inutile, l'alfiere e la donna convergono sul punto F7 e con questa mossa il bianco riesce a darci scaccomato poiché il re non ha vie di fuga e né tantomeno può mangiare la nostra donna perché è supportata come da un cecchino che se tu mi catturi a me poi il tuo cecchino, il mio cecchino amico ti spara, quindi il re per le regole degli scacchi non può catturare la donna perché è supportata. Ora abbiamo visto qual è il modo corretto per difendersi, ma in questo video vediamo un trucco. Un trucco che, come tutti i trucchi, possono funzionare, possono non funzionare, soprattutto a livelli amatoriali, soprattutto nelle partite online che sono abbastanza veloci, questo trucco può funzionare. Andiamolo a vedere. Allora, qui, secondo diciamo la corretta teoria, bisognerebbe giocare cavallo C6, ma noi giochiamo D6, che comunque il nostro amico Stockfish non valuta assolutamente male questa mossa. Ora, il nostro avversario continua la sua strategia. Alfiere C4 con la donna in H5 sono pronti per mattare il nostro re andando in F7. Ora, come si può difendere questo punto F7 dove sta per entrare la donna avversaria? Si può difendere in tanti modi, con la donna qui, in tanti modi, ma la difesa più creativa è quella che poi dà il via al trucco, è quella di cavallo in H6. Cavallo a bordo scacchiera sappiamo che non va mai messo, però questo cavallo in effetti fa la funzione difensiva di controllare la casa F7. A questo punto il bianco, che vuole continuare a dare il matto del barbiere, che cosa farà secondo te? Cercherà di rimuovere quel cavallo, quindi una mossa spontanea che gli verrà di fare magari è D3 o D4 per far sì che dopo che sarà pappato questo cavallo, noi non avremo più alcun difensore sul punto F7, quindi si potrà dare a scaccomato. Esempio, se noi ora giochiamo sbadatamente, lui alla prossima ci cattura il cavallo, noi ricatturiamo il pezzo che ci ha mangiato e adesso arriva sempre il matto su F7. Quindi è chiaro che noi non dobbiamo permettere questo. Ma questa spinta in D3 farà proprio parte della nostra trappola. Noi stiamo facendo venire il bianco proprio dove vogliamo noi. Perché? Perché adesso c'è una mossa molto particolare e molto carina. Mi ricordo che ci vinsi un botto di partite online con questo trucco che è alfiere in G4. Bam! Ops, tocca a noi, alfiere G4. Sembra che la donna nera sia in trappola. Vediamo. Vabbè, qui chiaramente non può andare, qui non può andare, qui non può andare che c'è il nostro alfiere è tenuto dal cavallo, non può andare, qui c'è la nostra regina e qui c'è il nostro alfiere. L'unica casa disponibile per la donna è la casa G5. Ora, io ti dico per esperienza, soprattutto se sei all'inizio, quindi stiamo parlando di giocatori che hanno 500, 600, 700 punti sul gioco online, nel gioco veloce nella gran parte dei casi il vostro avversario non si renderà conto che c'è la casa di fuga G5 e quindi preso dall'isteria di dire oddio ho perso la donna, addirittura talvolta vi prenderà l'alfiere, a volte farà altre mosse tipo non so donna in H4 e voi prendete a gratis la donna. Oppure supponiamo che trovi la mossa giusta e dice cazzarola, se ne è accorto e ha trovato che l'unica via di fuga per la sua donna è la casa G5. A questo punto cosa bisogna fare? Non è perso nulla, assolutamente non si è perso nulla. A questo punto cambi le donne, lui arriva col suo alfiere
e cambiando le donne avete eliminato comunque ogni qualsiasi minaccia di Matto del Barbiere. Ora, magari i vostri pezzi non sono disposti nella maniera più eccelsa possibile, ma comunque avete comunque eliminato la minaccia di Matto il Barbiere, se quella minaccia vi faceva paura. Adesso come si potrebbe continuare? Beh, noi dovremmo cercare magari di tirare fuori questo alfiere che un pochettino ora si trova all'interno della nostra barriera di pedoni, quindi potremo giocare l'alfiere 7 e lui, se giocherà in maniera corretta, dovrà dare il suo alfiere per il nostro cavallo. Perché? Perché questo ci crea un'impedonatura e creare un'impedonatura all'avversario è sempre cosa buona e giusta. Quindi noi stiamo giocando dal lato dei neri e ci troviamo in questa situazione. Vuoi sapere come valuta questa posizione il motore scacchistico? La valuta più 0.31. Posizione assolutamente pari. Perché? Perché è vero che il nero ha la struttura pedonale indebolita, ma è anche vero che ha la coppia di alfieri. Devi sapere che avere entrambi gli alfieri a scacchi è un vantaggio, perché questi possono essere molto forti, soprattutto se si apre la posizione mentre il nostro avversario ha il cavallo. Ora magari lui giocherà a cavallo C3 per cercare di fare giochini e noi con C6 blocchiamo tutte le entrate di cavallo, abbiamo i nostri due alfieri, potremo progettare in futuro una spinta in F5. Possiamo arroccare, non arroccare, sicuramente non arroccheremo corto, arroccheremo lungo, toglieremo il cavallo, oppure possiamo lasciare anche il re al centro. Qui io penso che la posizione sia abbastanza pari e avete eliminato ogni possibile minaccia del Matto del Barbiere. Quindi rivediamo un attimino dall'inizio qual è la sequenza di mosse, semmai possiamo provare anche a ruotare la scacchiera. No, non facciamo cose strane perché non so come si fa. No, in realtà lo so, ma va bene. E4, E5... Donna H5, qualcuno dice ma perché non donna F3? Perché il Matto del Barbiere si può dare sia con donna H5 che con donna F3, ma la fregatura di donna F3 è che basta un semplice cavallo in F6 per bloccare l'attacco, no? Mentre donna, torniamo indietro, mentre donna H5 il cavallo F6 non basta perché poi la donna si può pappare il pedone in E5, no? D6 abbiamo detto che è la nostra difesa, ricordati questa struttura di pedoni. Alfiere C4 il nostro avversario punta per il matto, cavallo H6 per difendere ce la posso fare, il punto F7. D3 per rimuovere il difensore del punto F7, alfiere G4. La sua donna sembra essere quasi in trappola. Qui, ripeto, a livelli proprio amatoriali il bianco impazzirà, vi darà la donna e voi sarete felici, oppure se trova l'unica mossa, perché l'unica mossa corretta è andare in G5, voi cambiate le donne e non c'è più alcun Matto del Barbiere. Bene, spero di averti fatto divertire con questo trucco. Chiaramente man mano che avanzerai all'interno della tua carriera scacchistica ti renderai conto che poi questi trucchi non sono così forti, possono andare bene sicuramente per fare 20, 30, 40, 50 punti online, ma dopo bisogna giocare in un altro modo, con una maggiore consapevolezza del gioco, eccetera, eccetera. Spero che tu comunque continui a rimanere appassionato a questo gioco e che tu voglia migliorare giorno dopo giorno. Allora continua a seguire il canale mattoscacco.com oppure vieni a trovarci sulla nostra accademia academy.mattoscacco.com, dove troverai tante cose interessanti. Alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!